Riecco i fondi del bonus Sicilia. Dopo il fallimento del Click Day e le polemiche che ne sono seguite, l'assessorato regionale alle attività produttive riprova a distribuire alle imprese i contributi previsti dalla cosiddetta finanziaria di guerra, approvata in primavera dall'Assemblea regionale siciliana per aggredire la crisi provocata dalla pandemia. Le istanze di partecipazione devono essere presentate da lunedì prossimo 9 novembre fino a lunedì 16 novembre. Potrà farlo chi ha sospeso la propria attività economica o ha perso almeno il 25% del fatturato durante il primo lockdown nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono obbligate a presentare la domanda anche le oltre 50.000 imprese che si sono registrate durante la prima fase del Click Day e che dovranno ripresentarla accettando i nuovi criteri. Il tutto è possibile tramite la piattaforma internet all'indirizzo siciliapay.regione.sicilia.it. A disposizione vi sono 125 milioni di euro che saranno distribuiti a pioggia, senza una graduatoria, tra tutte le aziende che si presenteranno sulla piattaforma e che ovviamente rispettano i requisiti, come ad esempio il fatturato contenuto entro i 2 milioni di euro. Si stima che ciascuna impresa avrà accreditato meno di 2.500 euro. Il limite massimo di accredito è di 3.500. I fondi sono attesi nella seconda metà di novembre. Per accelerare le pratiche, i controlli a campione sulla veridicità dei dati forniti dalle imprese saranno successivi all'erogazione del contributo. Le aziende destinatarie del bonus Sicilia sono le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi della Sicilia con meno di 10 dipendenti. Il criterio di distribuzione dei 125 milioni sarà un contributo fisso uguale per tutti, assegnato a ogni impresa che avrà presentato la domanda. Più semplicemente, tutti i partecipanti intascheranno il contributo.